Uno che fa un tampone oggi, il risultato ce l'ha dopo 16-24 giorni. Ma 16-24 giorni? No. Allora, mia figlia... Quando l'ha fatto sua figlia? Il 21 di marzo. E ancora non ha un risultato? Non ha ancora nessun risultato. E chi è che l'ha fatto il tampone a sua figlia? Sono venuti quelli dall'ospedale, ma ce ne sono tantissimi altri. La dottoressa mi sta parlando che la controllo ogni volta, la chiamo, anche poveraccia, che addirittura ha pazienti che sono 24 giorni che devono ancora attendere. Ad intervenire a sorpresa durante il punto stampa del presidente Zaia il padre di una ragazza attualmente in quarantena in attesa dell'esito del tampone a cui è stata sottoposta su decisione del medico di base dopo una febbre persistente. Mi spiace per questo fatto, quindi guardi, la verifichiamo subito, se abbiamo il nome noi la verifichiamo. Se lei glielo dà un attimo a qualcuno, facciamo una verifica in tempo reale di che fine ha fatto sto tampone, cosa vuole che le dica? Ma che si dica che si aspettano un mese per un tampone? Ci sono diversi casi. Adesso devo parlare. Però se ci sono diversi... No, ma io capisco, guardi, cioè dire ci sono diversi casi bisogna che mi porti i nomi, perché se no cioè, io non posso fare le verifiche su ci sono diversi casi. Il signore comunica ad un collaboratore del governatore in nominativo della figlia e della dottoressa di medicina generale per fare le verifiche del caso. Nel frattempo però Zaia chiarisce quelle che sono le problematiche legate al tema tamponi. La processazione, cioè noi abbiamo tamponi accumulati, ad esempio a Padova per 9.000 tamponi fermi, e i reagenti. Sta macchina che mettiamo in moto martedì, mercoledì ne fa 9.000 al giorno e questo dovrebbe già sistemarsi. I reagenti non si trovano più. Pochi minuti più tardi arriva la verifica effettuata con il laboratorio che sta analizzando il tampone in questione. Il tampone è stato fatto il 24 di marzo, giusto? No. Il 21. È stato ordinato il giorno 17 dalla dottoressa e sono venuti il giorno 21. E qua c'è scritto che è stato fatto il 24. Accettato il 25 e raffrettato oggi. Ma lei aveva detto che erano 24 giorni. No, io ho detto dal giorno 21 di marzo. No, lei ha detto che ci aspettano anche 24 giorni. Persone che... No, ma ci sono. Lei ha detto che è da 24 giorni che aspetta un tampone. Volevo solamente dire che anche se è il giorno 24, praticamente sono passati 10 giorni e una persona sola in casa, chiusa. Ma questo lo capisco, ma deve capire che le ho detto qual è il problema dei tamponi. Però io mi sono preoccupato perché lei ha detto che si aspetta anche un mese, 24 giorni. È registrato o sa quello che ha detto? La dottoressa, quello che mi ha detto quando sono andato a parlare... La dottoressa, poi chiameremo anche la dottoressa per sentire se è vero che ha notizie di gente. E poi se domani torna qui con la dottoressa ci facciamo dire anche i nomi dei pazienti che aspettano 24 giorni. Ma non per sfida, perché 24 giorni sono tanti. La verifichiamo bene. No, ma non deve scusarsi, però lei deve capire che per noi è anche un fatto aziendale, va capito fino in fondo sta roba. Considerate che noi eroghiamo 60 milioni di prestazioni all'anno e i tamponi sono 133.000 in questo momento. A me interessa solo verificare che non c'è qualcuno che aspetta un mese.